Gli opifici ad acqua sono un tesoro fortunatamente non più così nascosto del nostro territorio. Non si tratta di vecchi edifici, ma di un sistema idrico ed economico che ha caratterizzato questa zona nello specifico, ma l'intero Friuli. Anche la ricerca, quella sui mulini, parte da questo, diciamo pure dal godimento anche di vedere questi oggetti grafici, ma anche sono tuttora un documento che racconta una storia, e anzi molte storie, perché raccontando l'organizzazione, la disposizione e l'utilizzo del territorio, ciascun foglio porta dentro di sé una storia molto ricca. Il nostro soprannome è l'Adi Segat, quindi principalmente si sfruttava la forza motrice dell'acqua. Sembra che qua ci fosse una segheria, da questo deriva il nostro soprannome Segat. Poi il 4 febbraio 1585 si parla di Mulinar e da lì c'è sempre stata la nostra famiglia. Queste attività qui bisogna nascere sul posto, essere nati e cresciuti dentro per ascoltare le macchine, sentire il rumore delle macchine, come funzionano. Io in pratica 3 mesi dopo nato ero qui dentro e sono 66 anni che sono qui dentro, quindi ho incominciato da piccolo a sentire i rumori delle macchine.